buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Tragedia a Gela, dopo una lite in famiglia per l'ennesima richiesta di soldi, il figlio uccide la madre a coltellate. L'uomo in cura per tossicodipendenza ha confessato ed è stato arrestato. Messi in salvo dalla Guardia Costiera, 62 migranti sono sbarcati a Pozzallo. Quando la macchina dei soccorsi è ben organizzata ed efficiente, i viaggi della speranza dall'Africa non finiscono in tragedia. Da 3 mesi senza acqua si sentono abbandonati i 12.000 abitanti di Fontanelle, frazione di Agrigento per la città. Il sindaco considera la situazione in via di miglioramento. Catania, solo 2 per la procura, i responsabili del rogo di Fontanarossa la scorsa estate, stralciata la posizione di altri 6 indagati. In piena alta stagione lo stop allo scalo aveva fatto gridare allo scandalo e il sindaco aveva chiesto le dimissioni degli amministratori. A Messina, avvio della bonifica in una baraccopoli abbandonata da 15 anni, diventata una discarica a cielo aperto. Licenziati 31 lavoratori della Conad al Concadoro a Palermo, i sindacati procedura illegittima, i dipendenti, tutti oltre 50 anni con esperienza, non si considerano in esubero. Chiude alle Gole dell'Alcantara la stagione di suggestivi spettacoli ispirati all'Inferno di Dante, le ultime recite impreziosite dagli effetti pirotecnici dei Baccalluzzo. Calcio, dopo la sosta per le nazionali, riprende il campionato di Serie B. Palermo in trasferta contro lo Juve Stabia. In C il Catania prepara la sfida al vertice con il Picerno. Toscano perde Di Tacchio e Ierardi. Bentrovati. A Gela è stato arrestato Filippo Tinnirello, l'uomo di 43 anni che ieri, al culmine dell'ennesima lite per questioni di soldi, ha ucciso a coltellate in casa la madre. L'uomo, con precedenti penali per droga, era in cura per problemi di tossicodipendenza. Gerry Italia. 2 coltellate violente, una al ventre e una alla gola, così Filippo Tinnirello, un 43enne con un lungo vissuto psichiatrico e di tossicodipendenza alle spalle, ha ucciso la madre, 64enne, Francesca Ferrigno, al culmine dell'ennesima lite familiare. L'omicidio è avvenuto ieri sera nell'abitazione che i due condividevano al piano terra di un palazzo in via Giuseppe Vitali, nel quartiere Cantina Sociale. Alla base del delitto ci sarebbe un litigio scaturito dall'ennesima richiesta di denaro del figlio alla madre. L'uomo ha aspettato che il fratello uscisse di casa e poi ha colpito la donna lasciandolo in un lago di sangue. Dopodiché è andato a piedi a costituirsi nel vicino commissariato, confessando il delitto. Nel frattempo sul posto erano già arrivati i carabinieri del locale comando e i soccorritori del 118, ma per Francesca non c'era più nulla da fare. Filippo, disoccupato e con precedenti penali per droga, era seguito dal SERT per i suoi problemi di tossicodipendenza. Il movente del delitto sarebbe proprio da ricercare nel precario stato di salute mentale dell'uomo. A quanto pare, tra madre e figlio i litigi erano continui e avvenivano per qualsiasi motivo. Francesca era una donna molto attiva nella comunità evangelica di Albani Roccella. Aveva cresciuto i 4 figli sempre con tenacia e dedizione. Dopo la morte del marito Angelo si era dedicata anima e corpo alla sua attività in comunità ed era molto apprezzata per la sua caparbietà nell'affrontare ogni situazione, come ricorda il pastore Tommaso Schiano, accorso immediatamente sul luogo del delitto. Il suo profumo rimarrà ancora per molto tempo qui a Gela. Era impegnata anche nel sociale, era impegnata nella sua comunità di cui io sono il pastore, faceva di tutto. Dove serviva una mano lì si metteva a disposizione. Il figlio purtroppo dava già da tempo qualche segnale di squilibrio, però non ci aspettavamo questa escalation. Nella notte Tinnirello è stato interrogato a lungo dai carabinieri che conducono le indagini. L'arma con cui è stata uccisa la donna è stata sequestrata. Nuovo sbarco di migranti nella notte a Pozzallo, soccorsi dalla Guardia Costiera in 62, compresi 2 minori. Dunque non sempre il viaggio della speranza dall'Africa si interrompe tragicamente, ha risultati opposti quando la macchina dei soccorsi è ben organizzata ed efficiente. Veronica Barbarino.
Sono circa 30.200, secondo i dati ONU, i morti e dispersi in mare dal 2014, molti dei quali minori. Troppo spesso il viaggio di speranza alla ricerca di una vita dignitosa si interrompe tragicamente. I soccorsi in mare non sono sufficienti o arrivano troppo tardi e quando potrebbero essere tempestivi vengono ostacolati, come per le navi ONG, oggetto spesso di fermi amministrativi. Ma c'è anche quando la macchina dei soccorsi è efficiente e lotta contro il tempo, come ieri sera, quando la motovedetta della Guardia Costiera, nonostante il mare mosso, è approdata a Pozzallo, portando in salvo 62 migranti, di cui 2 minori. Sono stati raggiunti a circa 90 miglia a sud-est di Portopalo di Capopassero, dopo la segnalazione di Alarm Phone. Il natante in difficoltà imbarcava acqua e i migranti erano da 2 giorni senza bere, quasi tutti in ipotermia e con scabbia. Tra loro anche una persona con ustioni di secondo grado alle cosce e ai glutei, probabilmente per il contatto con idrocarburi. Momenti di forte preoccupazione inoltre quando uno dei migranti è crollato a terra privo di sensi non appena arrivato in banchina, ma con le cure del personale sanitario si è ripreso ed è stato trasferito anche lui all'hotspot per un viaggio che continua. La frazione di Fontanelle ad Agrigento è senza acqua ancora come da mesi. I cittadini disperati invocano interventi urgenti, ma il sindaco Miccichè sostiene che complessivamente per la città la situazione è migliorata. Davide Sardo. Continua il dramma della carenza d'acqua ad Agrigento, dove si è alla ricerca di nuovi pozzi da cui attingere risorse idriche per tamponare la perdurante crisi idrica. Nel frattempo nessuna soluzione, nonostante i tanti incontri in prefettura, interessa la frazione di Fontanelle, la più popolosa, 12.000 residenti, del tutto a secco da mesi. Il servizio con le autobotti è carente e insufficiente. La fortuna di quel giorno che arriva l'acqua arriva a filo. Come si possono riempire le vasche? Come si può riempire la vasca di 30.000 litri dove non arriva l'acqua? Palazzine di 40-38 famiglie, ma come deve fare sta gente? Innanzi al comune di Agrigento è sempre presente in sit-in ad oltranza il dirigente del Codacons Giuseppe Di Rosa. Vorrei ricordare a tutti che siamo in pieno stato di emergenza, c'è un decreto del Consiglio dei Ministri, è simile a quello per la pandemia, non capisco perché per la pandemia il sindaco andava tutti i giorni a fare le dirette e dava le notizie, adesso non dà più notizie alla città. Il problema è che la città vuole sapere, la città ha diritto di sapere l'acqua quando arriverà nelle condotte agrigentine. E il sindaco di Agrigento annuncia di avere individuato nuovi pozzi e non nasconde ottimismo. È aumentata la portata idrica che Sicilia Acque ci sta dando, quindi in alcune zone già abbiamo provveduto quasi a regolamentare l'erogazione, tipo anche il borgo di Giardina Gallotti. Per le altre frazioni e per gli altri quartieri si sta lavorando intensamente, ho un contatto diretto anche con Sicilia Acque, a breve poi ci saranno anche delle novità. In attesa delle novità promesse dal primo cittadino, gli agrigentini continuano a soffrire la sete e sperano nelle piogge autunnali. Dopo l'emergenza cenere, Catania tenta di tornare alla normalità con un piano straordinario di pulizia di strade e marciapiedi. Al lavoro le 3 aziende che si occupano dello spazzamento dal centro alla periferia con un maggiore coordinamento. Lorena Dolci. Gli addetti di multiservizi o della Gema ripuliscono il verde, la Gema poi passa e raccoglie il falciato, poi la spazzatrice fa la rifinitura. La straordinarietà di questo piano è tutta qui, in questo coordinamento tra enti deputati alla pulizia. Sembra ovvio, ma in un mondo a misura di burocrazia più che di cittadini non lo è affatto. Basti pensare ai cumuli di erba falciata lasciata per giorni ai bordi delle aiuole e dispersi dal vento prima di essere raccolti. Obiettivo: restituire decoro alla città, stravolta dalla pioggia di cenere e dei cumuli di rifiuti. Usciamo da un periodo di emergenza, abbiamo raccolto circa 4.500 tonnellate di cenere, si era quasi impossibilitati a lavare le strade e quindi stiamo partendo con un piano integrato. Le 3 aziende che lavorano per il comune, in più la multiservizi che operano un'azione di scerbamento delle aiuole, scerbamento del ciglio stradale, pulizia generale e lavaggio a concludere. Già in serata dovrebbero entrare in azione gli operai con gli idrogetti per lavare strade e marciapiedi. Vedere per credere. Gli interventi avvengono in contemporanea a Librino, a San Giovanni Galermo, Barriere e Canalicchio e nel centro di Catania da Piazza Marconi a Piazza Europa, ma ogni settimana riguarderanno altre zone.
capitolo a parte poi sono gli alberi secchi come questo, un tronco senza più vita. In questo marciapiede ne abbiamo visto 3, ma qui entra in gioco un'altra testa, la competenza infatti è dei giardini pubblici. Siamo a Catania, per la procura sono soltanto 2 i responsabili del rogo di Fontanarossa della scorsa estate, stralciata la posizione di altri 6 indagati, si vedrà dopo. In piena alta stagione, ricorderete, lo stop allo Scala aveva fatto gridare lo scandalo e il sindaco Trantino aveva chiesto le dimissioni degli amministratori. Luca Ciliberti. L'estate scorsa il rogo a Fontanarossa causò la paralisi di gran parte del trasporto aereo in Italia e in Europa. In piena alta stagione lo stop allo scalo Etneo fece gridare allo scandalo. Mentre le indagini della procura di Catania andavano avanti, in tanti chiedevano la testa dei vertici di SAC e dell'amministrazione comunale, tutti colpevoli, secondo la Vulgata, di non aver agito in tempo e con le dovute attenzioni per scongiurare i danni e le ripercussioni ai viaggiatori e alla città. In queste ore la procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione indagini preliminari individuando 2 responsabili. Il primo sarebbe l'ingegnere procuratore speciale incaricato della SAC del rispetto degli adempimenti e delle norme antincendio. Si tratta di Orazio Condorelli. L'altro sarebbe Federica Caravello, l'amministratore unico e legale rappresentante della Italy Rent Car, dal cui box nel terminal arrivi sarebbe partito il rogo a causa di una multipresa malfunzionante. Entrambi sono accusati di rogo colposo. L'esito del procedimento è stato rivelato stamani anche dal quotidiano La Sicilia. Nel fascicolo inizialmente risultavano 7 indagati, 6 dei quali mancano nell'avviso di conclusione indagini. La loro posizione è stata stralciata e si sta valutando di depositare al GIP una richiesta di archiviazione. Secondo l'accusa, il responsabile della sicurezza avrebbe omesso di attivare una procedura organizzativa per la gestione adeguata del servizio antincendio. In particolare, si legge, non era prevista la presenza necessaria e continuativa di un numero minimo di operatori antincendio, né che gli stessi presidiassero ogni zona o maxi zona dell'aeroporto, tanto che la sera dell'incendio erano presenti in tutto il terminal solo 4 operatori. Per i magistrati la loro presenza avrebbe consentito di giungere nell'immediatezza sul posto e di spegnere l'incendio. La responsabile della ditta di autonoleggio invece è accusata di aver omesso di fornire alla dipendente presente la necessaria formazione obbligatoria in materia di sicurezza antincendio, pur dichiarando formalmente il contrario. Per lei adesso scatterebbe anche un secondo capo di imputazione per falso. Ha raggiunto il traguardo dei 100 anni di vita e il sindaco di Catania Trantino ha voluto fare gli auguri personalmente a nonna Carolina, accogliendola, come vedete, a Palazzo di Città. Un momento di grande emozione, oltre che onore, ha commentato la centenaria particolarmente legata all'amministrazione. Il padre, infatti, era un vigile urbano. In buona salute, Carolina ha raccontato di tenere in allenamento la memoria con le canzoni della tradizione catanese e facendo i cruciverba. A Messina non si ferma il lavoro di demolizione e bonifica delle zone baraccate. Oggi l'avvio dell'intervento in una baraccopoli abbandonata, pensate, da 15 anni, è diventata una discarica a cielo aperto. Francesco Triolo. Decine di baracche ancora da bonificare e buttare giù. Il risanamento della città di Messina non si ferma e questa mattina sono stati consegnati i lavori per la demolizione di un'altra delle mini baraccopoli presenti in città, quella a pochi passi a fondo Fucile, storica baraccopoli simbolo di Messina. In via Efemero l'iter è stato difficile perché all'interno di quelle casette abbandonate ormai da oltre 15 anni c'era di tutto. Una discarica a cielo aperto, tonnellate di rifiuti, dai divani abbandonati, mobili, materiale inquinante come l'amianto, la cui presenza è evidente ad occhio nudo. E niente, un altro passo avanti per il risanamento che ovviamente non si è mai fermato. Nelle prossime settimane apriremo altri cantieri. In questo momento ci sono aperti in città 4 cantieri che riguardano appunto la parte della bonifica, della costruzione, della riqualificazione. È un filo che, come dire, più che allungarsi, è un filo che si accorcia, quello del risanamento, perché guardiamo la meta con positività. La legge sul risanamento voluta dall'allora ministro Gelmini su sollecitazione dell'onorevole Siracusano e dopo il pressing del sindaco De Luca portò allo stanziamento di centinaia di milioni. Si lavora per step, il prossimo sarà la baraccopoli di via Catanoso, 33 baracche realizzate a ridosso di un torrente, quindi Giostra, Fondo Saccà e l'area di Fondo Basile, dove sono stati trovati altri veleni. Il paradosso è che sopra per anni ci hanno vissuto decine di famiglie con bambini. A Palermo un uomo di 84 anni è morto finendo in mare con la propria auto al porto. Originario di Pantelleria, doveva imbarcarsi per Tunisi.
Per errore ha preso una rampa del molo del Puntone ed è precipitato in acqua. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo e successivamente la vettura. Licenziati 31 lavoratori del Conad al Concadoro di Palermo. I sindacati sostengono che si tratti di una procedura illegittima. I lavoratori dicono di essere disperati. Li ha incontrati Marco Gullà. Agosto, mese di ferie, di vacanze, di relax. Non è stato così però per 31 famiglie palermitane, perché a fine mese è arrivata la lettera di licenziamento. Un fulmine a ciel sereno. L'azienda per cui lavorano, che si occupa della gestione di un noto supermercato all'interno del centro commerciale Concadoro, ha dichiarato degli esuberi e così la vita cambia improvvisamente. 31 persone, la cui anzianità inferiore si aggira intorno ai 30 anni, quindi parliamo di profili di lavoratori di una certa età. Tutti oltre 50 anni d'età, c'è chi sperava di avvicinarsi serenamente alla pensione e invece tutto cambia. È una tragedia perché non è che siamo ragazzi giovani, qua si parla di gente. Io quasi 57 e qualche altro 60, ma qua a Palermo ma dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Ci sono mutui, spese, affitti, cosa ha detto alla sua famiglia? Allora io l'ho riuniti e ho detto dobbiamo pagare un mutuo, c'è un figlio che mi studia, io ai tempi l'ho mandato a studiare fuori perché me lo potevo permettere, ora gli ho detto cerca di darti una smossa, o ti trovi un lavoro lì o devi ridiscendere e finire gli studi qua. I volti scavati dallo stress e dalla rabbia, la paura di non riuscire a riemergere. Mi è caduto il mondo addosso perché purtroppo noi dobbiamo dire ai nostri familiari che non possono soffrire più di uno stipendio. Passiamo allo spettacolo. Chiude la 7ª stagione di repliche dell'Inferno di Dante alle Gole dell'Alcantara. Gli ultimi spettacoli impreziositi dagli effetti pirotecnici dei Baccalluzzo. Luca Ciliberti. Oltre 60 repliche solo nell'estate 2024, un vero e proprio colossal dei record, giunto ormai alla sua 7ª stagione. L'Inferno di Dante nelle Gole dell'Alcantara chiude col botto, anzi coi fuochi pirotecnici curati dal maestro Alfredo Baccalluzzo. Anche arrivare qua in questo teatro naturale diventa una passeggiata veramente di emozione, di grande emozione. La location impreziosisce il racconto. Sin dall'inizio lo spettatore ha come la sensazione di scendere negli inferi raccontati dal sommo poeta. L'Alcantara si trasforma nell'Ade grazie alle luci e al buio della notte, con Caron Dimonio che naviga e trasporta le anime dannate. Nel mezzo dei cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Dante, Virgilio e una originale Beatrice accompagnano lo spettatore tra alcuni personaggi tra i più noti della Divina Commedia, da Ulisse finito nella bolgia dei consiglieri fraudolenti ai malinconici Paolo e Francesca, gli amanti condannati a vivere nel cerchio dei lussuriosi, dal conte Ugolino con la barba sporca di sangue per aver mangiato i propri figli, al goloso Ciacco passando per Farinata degli Uberti. Non escludiamo di tornare in campo con il nostro Inferno, abbiamo già chiaro ciò che va migliorato e ciò invece che va tenuto così com'è, perché scalda il cuore del nostro pubblico. 4 mesi, il mio aspetto stesso! E la produzione già sta lavorando all'edizione del 2025 che promette ulteriori novità. Complimenti davvero, in particolare al regista Fuso. Ci fermiamo tra poco per il calcio, il Palermo che torna al lavoro in vista della gara con lo Juve Stabia. State con noi, vi aspettiamo. Al calcio, Palermo al lavoro per la ripresa del campionato che sarà per i rosanero sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Dionisi valuta novità e informazione. Francesco Aloi.
È ripresa la preparazione del Palermo in vista della prossima gara di campionato. I rosanero, al rientro dopo la sosta per le nazionali, giocheranno contro la Juve Stabia. La partita è in programma sabato alle ore 15 allo stadio Menti di Castellammare. Il tecnico rosanero Dionisi lavora sulla fase difensiva e sul possesso palla, lavori specifici che serviranno a Palermo per cercare di migliorare i dati di inizio stagione. Serve una svolta e contro la Juve Stabia i rosanero non possono più sbagliare. Dionisi recupera il difensore turco Bani e spera anche di recuperare Verre per il centrocampo. In avanti, ancora una volta, il punto interrogativo riguarda la convocazione per il francese Apois, che per la prima volta ha parlato in conferenza stampa. Ho parlato a lungo con la società, sono stato felicissimo poi di aver firmato il contratto, ne ho parlato anche con la mia famiglia, alla fine ho scelto di unirmi a questa bellissima società. Per quanto riguarda l'infortunio, sto recuperando, lavoro ogni giorno per rimettermi in sesto. Sabato al Menti potrebbe scattare l'ora di Jérémy Ledoiron. Il francese, arrivato a fine mercato per una cifra molto importante e con un contratto corposo, si può considerare a tutti gli effetti il fiore all'occhiello del calciomercato di De Santis. Dionisi potrebbe schierarlo dall'inizio assieme a Brunori e Di Francesco in un tridente pesante. Il servizio che abbiamo appena visto era di Marco Gulà. Il Catania lavora per il big match di sabato sera con il Picerno, di fronte a 2 delle 4 squadre in testa alla classifica. Toscano recupera Jimenez e Gega, ma perde Ierardi e Di Tacchio. Marco Carli. Catania e Picerno, un big match per certi versi inatteso, viste le traversie estive dei rossazzurri, ma anche perché i lucani, seppur protagonisti della passata stagione d'estate, hanno perso Murano, finito a Foggia, e l'allenatore Longo, andato al Crotone. Invece sono entrambe in testa alla classifica perché il Catania ha assorbito in poco tempo il metodo toscano: mentalità, serietà, concentrazione, aggressività. E perché i giocatori presi in una travagliata sessione di mercato da Faggiano sono sicuramente di valore. Se poi l'attacco, finora in pratica si è visto solo inglese, riuscirà a dare segnali incoraggianti, la stagione potrà prendere la piega che i tifosi si augurano. In Basilicata invece Tomei, il nuovo allenatore, ha seguito la scia di Longo, 4-2-3-1 e gioco rapido con alcune differenze. Maiorino falso 9 per esempio. I risultati ci sono stati: schiantate 2 potenziali big del campionato come Avellino e Trapani, poi una piccola battuta d'arresto con la Casertana. Ma è sotto gli occhi di tutti anche ciò che ha fatto il Catania, che vuole recitare da protagonista. I tifosi rossazzurri, tantissimi anche a Biella, riempiranno il Massimino sabato. Di Tacchio non recupera probabile l'utilizzo di De Rose, anche perché le condizioni di Berna sono ancora da valutare. Non ci sarà Ierardi per squalifica, pronto Quaini, ma in difesa diventerà un'opzione anche Gega, pronto a tornare a disposizione. Jimenez, superata la gastroenterite, dovrebbe essere della partita, anche se non dall'inizio. C'è vita alla regione siciliana? C'è vita ad Agrigento che non sia monopolizzata dall'organizzazione degli eventi della capitale della cultura? No, perché vorremmo ricordare alle istituzioni preposte che un quartiere di Agrigento, una frazione con 12.000 abitanti, Fontanelle, è senza acqua da 3 mesi. 90 giorni con i rubinetti a secco, in 12.000, costretti a caricarsi i bidoni da portare alle autobotti, poi riportarli a casa e sopravvivere così. Bagni, docce, cucine, pulizie delle stoviglie, acqua per rinfrescare la gola visto il caldo soffocante. Niente, si è tornati indietro di secoli, quando non c'era ancora l'acqua corrente. E il tragico è che in questi 90 giorni nessuno ha fatto niente. È vero che la Regione ha stanziato fondi per il soccorso agli agricoltori, ma come ha chiesto la stessa Coldiretti, l'avete sentita ieri, occorrono interventi immediati anche per la gente, di Fontanelle anzitutto e di tutte le altre località senza acqua. È incredibile che dalla Regione nessuno se ne occupi e nemmeno in sostanza dal Comune. Il risanamento della rete che disperde tantissima acqua e i dissalatori sono le prime cose concrete da fare, e poi tutto il resto. Prima possibilmente che Agrigento si vanti di essere pronta a indossare i panni di capitale della cultura. Ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20. Grazie e buon pomeriggio.